Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola d'anco la sesta qua, latin o latin in Veneto. Cosa sia il latin? Il latin è se che è la lingua che da qui a là, anche se prima che c'era altre lingue in l'Europa, ad esempio mediterranea, ecco, anche se c'era altre lingue, per esempio per Veneti che c'era il venetico, ma che ne parleremo un'altra volta, e lingue come il veneto, le se derivante dal latin. Dunque, le se chiamate lingue neolatine o romanze. Questo vuol dire appunto che viene fuori dall'esperienza lunga e anche importante dell'impero romano. Sta lingua che è il latino, quella che viene studiata a scuola, in dei licei, cosetta, ovviamente è una delle tante forme del latino, perché tutte le lingue del mondo, compreso il latino, e se muove e cambia in spazio e in tempo. Ovviamente adesso il latino è la lingua morta, però è importante conoscere cosa che faceva il latino, perché solo a base di quello viene sto fuori cosa che fa il veneto, cosa che fa il toscano, cosa che fa il siciliano, cosa che fa il franco-provenzale, cosa che fa il catalano, il portoghese, il castellano. Quali sono il romeno? Quali sono le lingue che vengono fuori dal latino? Le esiste qua, guarda una mappa dell'Europa, interessante perché non interessa niente, appunto. Queste qua, tutte le parti che hanno un colore che non si è bianco o il celeste dell'acqua, e zone dove che si parla una lingua che viene fuori dal latino. Ovviamente da qua dopo, particolarmente il francese cosiddetto, il spagnolo, il portoghese e per altre motivazioni, potremmo dire il veneto particolarmente, ma diciamo a livello comunitario anche altre lingue, si è diffondesto anche nel resto del mondo. Come che invece altre lingue come il tedesco, ma soprattutto ovviamente l'inglese, si è diffondesto per motivazione della colonizzazione. In tal caso Veneto, il Veneto si è diffondesto fuori dall'Europa per motivazione dell'emigrazione, che è diverso dalla colonizzazione. A parte questo, tra le lingue neolatine che le viene fuori dal latino, per esempio, diciamo, l'italiano viene dal latino. No, l'italiano viene dal latino. L'italiano viene dalla lingua, che è qua, il toscano, che viene dal latino. Però dal latino si viene fuori da quante lingue, vedi anche abbastanza, voglio dire, piccolette, abbastanza atomisate rispetto all'idea che avevamo dell'italiano, no? Il francese. In realtà, sono tutte quante lingue che si localizzano e dopo una di queste è stata cernita da un stato da che altro come lingua ufficiale. Va bene? Dunque, qua chi si è partito col francese e si è partito in realtà con potremmo dire la base del parisino, no? Gli de France addirittura volendo individuare proprio una partenza, e spagnolo, che chiamiamo spagnolo, forse quello è un esempio ancora più interessante, in realtà è il castellano, infatti vince manca il castellano, no? O castigiano, come che vuoi dire che come che l'italiano è quello che neanche un co-paresito chiamiamo italiano perché è stato cernito dal Stato italiano, ma in realtà è il toscano, no? E ora, da conseguenza, capiamo bene che un siciliano di sicuro non parlava toscano. Ancora, visto che c'è un Stato che ha deciso che quella sia la lingua, parliamo italiano, ma non è che sia la lingua che il veneto o il siciliano fosse in te stesso gruppo, in te stessa famiglia, e c'era tutti quanti varietà interne della stessa lingua che sia l'italiano. No, semplicemente se arriva l'italiano è che dobbiamo imparare come lingua in P, come che in Portogallo a un certo punto stabilisce che non basta mia solo il portoghese, dobbiamo imparare anche l'iberico. E l'iberico cosa sia? È il castellano. E allora è successa la stessa roba. A un certo punto che avevamo il nostro Veneto, se arrivava bisognava imparare l'italiano, va bene, ma l'italiano con connotazione geografica, non linguistica. Perché? Queste lingue qua, tanto approfitto per ringraziare Ioanni Maestreo che fa queste belle mappe qua, queste lingue qua, tutte lingue neolatine, che si però macrofamiglie. È fondamentale questo passaggio qua. Che sono le lingue romanze occidentali e le lingue romanze o neolatine orientali. Dunque, che è una divisione secca che divide in due tronconi, due famiglie interne, la famiglia delle lingue neolatine. E sapete dove che passa
la riga che cernisse quella una banda da quelle che altra, quella del tipo A e quella del tipo B, per capirsi, la passa qua. Si vede? Sì, si vede. Le lingue che se sora ed è qua, le se e lingue di una sorte, di una subcategoria del sistema lingue romanze. Queste lingue di qua invece sono di un'altra sorte. Di conseguenza, proviamo a ragionare, cari amici veneti. Intanto il veneto è par sora e di conseguenza si interfaccia col francese, col spagnolo, col portoghese, per parlare delle lingue enormi che c'è a livello europeo. E invece il toscano, il siciliano, poetano per esempio, si interfaccia meglio col romain. Adesso, niente da cavare perché c'è 40 milioni di parlanti romeno, se non mi ricordo mai, ma insomma quella è la dimensione. Però capì che rispetto al francese, portoghese e spagnolo messi insieme, è più comodo di altri essere parte di qua a conoscere questi. Siamo ancora più fortunati con le lingue per un altro motivo, che l'italiano che noi impareremo a scuola, e ora, i veneti qui nascendo in famiglia, in casa, parliamo una lingua che è qua, no? Che è sora della riga. E ora abbiamo, come dire, siamo imparentati, abbiamo più parenti verso de qua a livello linguistico. Se capimo, se più facile per niente capire sta gente de qua. Andiamo a scuola e, sebbene che disgraziatamente noi ne insegna mia bene il veneto perché potremmo sfruttare meglio le nostre competenze per andare su che altre lingue qua, ma ne insegna sta lingua qua. L'italiano che è basato sul toscano, dunque è basato su una roba sotto. E ora niente che è una fortuna immensa di avere un patrimonio della famiglia e un patrimonio acquisito, nel nostro caso, da che altra famiglia. Sarissimo matti a moeare tutto questo perché bisogna ciappare solo sto qua. Come che, vi dico la verità, sarissimo matti a non approfittare, niente che siamo qua, a ciappare anche sto qua. Capio? E ora, il bilinguismo, se volessimo essere proprio efficienti alla veneta, per capirsi, ecco, paradossalmente un bilinguismo veneto-italiano è più importante, più funzionale, più furbo, addirittura più utile linguisticamente che un bilinguismo napoletano italiano, no? Non cagnati con l'obbligo di imparare l'italiano che abbiamo guadagnato di più paradossalmente perché abbiamo avuto accesso a un'altra famiglia linguistica che se no direttamente non avevamo. Vi rendiamo conto? Quanto adesso l'italiano ormai lo devo per scontato perché lo insegna da 150 anni in fila dappertutto, ormai tutti quanti lo conoscono, ma rischiamo di perdere da dove che siamo partiti e dunque che a lingua che avevamo per accedere a lingue che in totale, se non mi ricordo mai, le fa grosso modo 1 miliardo di parlanti. 1 miliardo di parlanti che fa parte della famiglia insieme col Veneto, ecco, e se fatica a renunziare perché adesso che abbiamo l'italiano che onestamente più romeno è in 100 milioni. Ecco, il valore di interesse linguistico di stare anche di qua, non vuol dire muoiare questo, ma stare anche di qua è 10 volte tanto. Di conseguenza, a sarissimo, credo, 10 volte poaretti, se perdissimo, sta roba qua che peraltro ne viene anche abbastanza gratis perché per imparare l'inglese bisogna che vada in Inghilterra e a parlare con gli inglesi. Invece per imparare il veneto basta che parli col nonno qua vicino in casa e il nonno parla anche gratis di solito, di conseguenza insomma è un guadagno in tutti i sensi. Cosa dicevo? Bon, abbiamo fatto anche un po' un co', la nostra settimana ragazzi come si è appunto, ci vedremo domani ancora con la nostra maratona veneta. Ciao ciao ciao!